Rieccoci, primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto ve lo ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ci autopubblicizziamo ad ogni rientrata dalla pubblicità, puntata che si divide in due parti. Nella prima avete già visto il primo ospite, l'assessore regionale dello sviluppo economico Roberto Marcato, nella seconda invece parleremo della polizia stradale per quanto riguarda la sicurezza e gli incidenti accaduti nel 2022 e le prospettive del 2023. Ritorniamo a noi, Roberto Marcato. Allora, dopo che ho vinto la scommessa, mi dica cosa pensa della benzina, come si è comportato il governo su questo tasto molto dolente. Allora, posto che soldi non ce ne sono, o meglio, sono decenni che noi li buttiamo via, proprio buttiamo via miliardi ogni anno. E in molti hanno tentato di fare la spending review, hanno presentato dei progetti bellissimi che nessuno poi ha mai adottato, perché fare la spending review vera, e cioè ridurre gli sprechi, significa togliere qualcosa a qualcuno, e questo in politica non paga mai. Quindi con questa premessa e col fatto che risorse in disponibilità... Ci sarà una volta un politico coraggioso che va lì e dice in questo paese perdo, però almeno faccio qualcosa di utile al paese. No, non c'è. Insomma, cioè non è, lo stipendio fa coraggio non è, ma non è solo questione di stipendio. Influisce quello. Sì, vabbè, vita, ma ci sono anche Marcato, ci sono anche politici ricchi. Nella vita si fa tutto per i soldi. Ma ci sono politici ricchi che non hanno coraggio, eppure sono ricchissimi. Sì. Non è proprio una questione del coraggio, o ce l'hai, se no nessuno te lo può dare. Quindi con queste premesse, col fatto che non ci sono risorse disponibili, una finanziaria è stata approvata con quello che si poteva fare. È del tutto evidente però che, nonostante che ci sia un ribasso del costo della benzina e del gasolio, però quell'abbattimento delle accise che aveva fatto il governo Draghi, secondo me va riproposto. Va riproposto perché purtroppo quella è un costo molto democratico, ahimè, nel senso che colpisce tutti, non lascia fuori nessuno, dalla signora che usa il motorino perché ha solo quello, a chi usa a chi fa autotrasporto. Sì, però se uno ha più soldi in tasca lo sente meno, insomma, il solito discorso. Quindi secondo me quella è un'operazione. No, ma io le chiedo, secondo lei il comportamento del governo? No, lì io capisco che è stata una costrizione, ma è stata una costrizione, nel senso che poteva fare, però va messo mano, cioè i soldi per sterilizzare quella parte di accise vanno trovati. E non si può far passare il messaggio che sia colpa dei benzinari. Io sono uscito immediatamente a tutela di questa categoria, perché io le conosco tantissimi, conosco anche i loro rappresentanti sindacali, chiamiamoli così, datoriali. Non sono mai diventati ricchi. No, è gente che fa una vita dura, che sta fuori col caldo, col freddo, qua piova, che lavora di giorno e di notte, vanno rispettati, perché sicuramente quelli non è la parte che lucra su dopo, che ci possa essere la stazione in servizio che esonta così perché si inventa, d'accordo, però anche lì è molto democratico, perché lui, siccome i prezzi, almeno in Veneto, sono esposti, almeno in Veneto, in altre parti non è così, sono esposti, li vede, quindi quello che fa Domie e Sento e che altro che fa Mie e Sete fa presto. Almeno che non tarocchi la pompa, dice. No, vabbè, là, siamo di fronte a un Lazzarone, allora stavo terminando appunto che non succede. No. Qualcuno è stato beccato anche in questo, però i prezzi, e quindi non vede chiarezza sotto questo punto di vista, cioè... No, devono sterilizzarlo, per quanto mi riguarda l'ho dichiarato pubblicamente, quella sterilizzazione di quella parte di accise va fatta, posto che, siccome l'hanno detto sia Salvini che Meloni, le accise vanno tolte. Questo è un momento particolare, ma va da sé che vanno tolte. Sicuramente sì. Senta, le faccio vedere poi un altro argomento che magari ovviamente oltre alle accise le famiglie oggi hanno un costo molto più importante rispetto se prima avevano 1.000 euro di stipendio ed erano puliti, oggi deve togliere 100 euro perché vanno a colmare ovviamente gli aumenti dei prezzi. Vediamo questo servizio, questa tabella, scusate, sul servizio, eccolo qui. Allora, le spese obbligate crescono per le famiglie di 2.150 euro, spesa media mensile di una famiglia veneta. Di questi 1.257 sono spese obbligate, ossia il 60 quasi %. L'anno scorso era il 54%.
0,4%. Le spese obbligate sono 312 per carburante e mezzi pubblici, 453 per utenze e manutenzione casa e 493 per cibo e bevande. In virtù di questi numeri, ovviamente numeri dati dalla CGA, la fonte che lei conosce benissimo e quindi è una fonte veritiera, cosa si potrà fare, Roberto Marcato? Questo è il problema, perché questo significa calo dei consumi. Perché ovviamente una famiglia che deve dedicare il 60% alle spese obbligate, non so che resta tanto per fare tante altre cose, perché dopo c'è la spesa per i figli, mantenere un figlio che va a scuola, cioè che se ti resti e quindi non fai spese, non vai a cena, non vai al ristorante, non vai al cinema, non ti cambi la macchina, non ti cambi la casa, non ti cambi la cucina, cioè, e questa è economia, è economia vera. Se lo diciamo è ovvio che è questo. No, ma è economia vera quella cioè quando uno va a comprare la cucina nuova, è economia vera, non è speculazione, perché quando io compro una cucina nuova c'è il trasportatore che fa business, c'è il montatore, c'è quello che fa le cucine, l'architetto che le progetta, c'è tutta l'economia. Cerco di fare un ragionamento, mi scusi, da bar, mettiamola così, no? Succede che oggi l'azienda, perché ovviamente ha aumenti di costi di spese delle materie prime, deve aumentare ovviamente il lavoro che fa. Quindi faccio un esempio: se ho un aumento di 100 euro devo aumentare altrettanto per rimanere alla pari, qualcuno ci lucra, ma per rimanere alla pari, per poter mantenere l'azienda sotto certi livelli. Io invece che ho una famiglia non posso farle, non è che vado dal datore del lavoro e gli dico: per cortesia la vita aumentate, lei mi aumenta lo stipendio di 100 euro. E perché gli altri sì e l'operaio e la persona che ci guadagna no? Allora, perché è permesso a questo e nell'altro non è permesso? Qui non è il reddito di cittadinanza, qui è, come ha detto lei, per vivere decorosamente. E in virtù di questo io credo che il dipendente, quello che ha uno stipendio, che gli vengono tolti le possibilità di vivere in maniera decorosa, lo Stato debba intervenire e sistemare questa cosa. Perché mentre l'azienda privata... Purtroppo non siamo né in Cina né in paesi sovietici dove lo Stato interviene a gestire le dinamiche finanziarie e economiche. Però ti permette la benzina aumentata non è colpa dello Stato, gli affitti aumentano non è colpa dello Stato, la materia prima aumenta non è colpa dello Stato, le aziende aumentano perché devono ovviamente mantenere l'azienda Allora, le sana. aziende scaricano sull'utente finale, ed è normale che sia così, gli aumenti in materie prime e allora, di costi energetici. L'utente finale? E allora, in questo caso qua, diciamo, quello che si dovrebbe fare... Non vorrei, Marcato, che passasse come un ragionamento da Cina, vorrei che fosse trattato come un ragionamento. Stavo rispondendo, in questi casi qua si possono fare due cose realisticamente, perché poi quando io sento che si mette il tetto alla benzina è una sciocchezza, perché è un mercato. Infatti abbiamo visto, dopo tanto parlare, si è deciso di mettere un tetto al costo energetico quando questo arriva a livelli che non arriverà neanche mai, per cui stiamo parlando del nulla. Perché in realtà, non essendo in un sistema chiuso, sovietico, non puoi decidere che il costo della benzina può essere quello. Non è così, perché trovi un altro che è disposto a pagarlo di più. Punto. Quindi è un libero mercato. Quindi togliamoci dalla testa sta roba qua. Bisogna fare di tutto perché i costi energetici si riducano con accordi commerciali con altri paesi fornitori, con accordi commerciali un po' più seri con paesi come l'America, con i paesi anglosassoni. Ecco, il nostro paese, proprio per la sua posizione geografica, per la sua storia, dovrebbe avere nel Ministero degli Esteri il ministero più importante. Invece noi l'abbiamo sempre trattato come l'ultimo dei ministeri, invece no, perché i rapporti con gli altri paesi poi significa anche economia reale. Nel contempo bisogna fare una politica di aumento delle buste paga, questo è nelle contrattazioni nazionali ovviamente, e laddove ci sono situazioni più pericolose lo Stato deve intervenire direttamente. Quindi perché un paese civile non può permettersi il lusso di trovare i soldi per le armi in Ucraina e lasciare al freddo una famiglia. Però nel ragionamento che fa è come il cane che si morde la coda, perché se lei aumenta lo stipendio all'operaio, come giusto sia, aumentano anche i costi per l'azienda e quindi aumentano ancora i costi per le rivendite. Quindi non so se mi sono spiegato male nel ragionamento. Ma alla monte di questo ragionamento
c'è il cuneo fiscale, cioè noi abbiamo un cuneo fiscale che è altissimo. Bisogna ridurre il cuneo fiscale, cioè se noi riduciamo il cuneo fiscale riusciamo a lasciare più soldi all'azienda e più soldi all'operaio. Ma come può uno Stato indebitato come il nostro poter fare un'operazione del genere? Con la spending review. Guardi, bisogna avere il coraggio di tagliare. Oggi le regioni, i sindaci hanno chiesto aiuto al governo per motivi che lei conosce benissimo. Faccio l'esempio di Padova, erano stati richiesti 5 milioni di euro, il governo gliene dà 1,8 milioni e gli altri 3,2? Guardi, io ho uno studio, questo problema ce l'ha Padova, Venezia, Verona. Io ho uno studio del Sole 24 Ore di qualche anno fa che diceva che se la sanità delle varie regioni fosse parametrata alle due sanità benchmark di riferimento, Veneto ed Emilia Romagna, noi avremmo un risparmio di 40 miliardi all'anno. Non capiamo se. Due finanziarie. Vuol dire che sono due finanziarie. Due finanziarie. Ma perché sono così ridotti i soldi nel salario? Mi sta facendo andare fuori nella sua tematica. No, perché dove si trovano i soldi? Ci vuole coraggio. La regione Sicilia era uno studio fatto adesso non mi ricordo da quale giornale, ma insomma era dimostrato anche questo di qualche anno fa, la regione Sicilia costa come 10 regioni a statuto ordinario. E va bene così. Io mi soffermo su. E adesso il nostro governo, questo, ha dato alla regione Sicilia altra paccata di miliardi per risanare debiti. Lei le faccio, ma ha parlato della sanità in Veneto come un gioiellino. No, magari sotto l'aspetto economico. Non ho detto questo. No, ha detto che risparmia. No, non ho detto questo. Cosa mi ha detto? Ho detto un'altra cosa. Ho detto che uno studio di qualche anno fa del Sole 24 Ore diceva che se le regioni d'Italia si parametrassero alle regioni più virtuose in termini di gestione sanitaria, avremo 40 miliardi all'anno di risparmio. Ho capito bene. Quindi la gestione non ho detto che queste funzionano bene. Si parametrassero. Le faccio però la domanda in conseguenza a quello che lei mi dice. Visto che il Veneto e la Lombardia sono regioni che hanno rispetto alle altre regioni un bilancio più positivo, meno sperperoso, domanda di conseguenza che è ovvio, la sanità della Lombardia e del Veneto sono ottime rispetto alle altre e allora concludiamo il cerchio. Io concludo il cerchio la sua affermazione. Se lei fa un discorso relativo, rispondo io le domando la sua affermazione. Sì, se lei fa un discorso relativo, io rispondo di sì, perché la risposta sta nel fatto che i cittadini della Calabria, della Sicilia e della Campania vanno in Emilia Romagna, al Veneto e Lombardia a curarsi. Lo fa per ovviamente la qualità dei No, perché sanitari. piace fare un viaio. No, non mi stia a provocare, mi fa anche sorridere su una domanda seria, non mi stia a far sorridere. Lo fanno perché qua è sicuro meglio. Ma perché ci sono delle eccellenze? Mi lasci terminare la domanda. O perché ci sono anche dei posti dove uno viene curato che sono belli, rispettano i tempi o tant'altro. Lo fanno per l'eccellenza sanitaria o per la qualità del o perché servizio. Vengono in un albergo più bello? No, per la qualità. No, guardi, quando uno ha un problema cardiaco grave, che venga a operare nella sala dove si fioretti, dove si tulipani o ostriche. Quindi è bravo l'eccellenza, arriva sotto l'aspetto medico, no? È il servizio che non è solo il medico, è tutto, è l'equipe, è la struttura, sono le strumentazioni. Se l'eccellente, il geroso di situazione opera a Padova, opera a Canicattì, il paziente viene salvaguardato sempre alla stessa maniera? Assolutamente no. Ah no, perché giù no, guardi che giù ci sono persone bravi. Eccellenze come qua. Sì, ci sono persone, ma non ci sono le strutture, mancano i presidi sanitari, manca la gestione. Quindi... La Calabria non presenta un bilancio sanitario da decenni. Perfetto, è stato chiarito questo. Perfetto. Va bene. Ecco, dice, dove troviamo i SKEI? Qua. Chi fa questo? Nessuno. Perché? Prova a toccare questa roba qua. Certo. È stato chiaro anche questo, quindi noi ogni volta ci parliamo, ce ne raccontiamo. Finché mi fare il Presidente del Consiglio sarà così. Però ho l'idea che anche quando se va lei, e glielo auguro di cuore, farà fatica. Perché qui il mercato nel Veneto, il mercato che conoscevo io era una persona belle, di quelle toste che mi piacevano. E perché cosa è successo? No, mi lasci terminare il concetto, visto che ho un rapporto e non vorrei andare fuori dalla mia professionalità durante la trasmissione, che non è mai carino. Però il mercato che conoscevo era un mercato vulcanico, un mercato che andava anche per eccessi. Si arrabbiava, sbottava, bello.
Adesso, sai, come quelli rossi che diventano rosetta nella vita. No, Maria Vergine. Hai capito? È quelli bianchissimi che No, diventano è che bianchetti. l'età Mi aiuti, ti porta a controllarti un po' di più. Mi aiuti. Ma il vulcano dentro, sempre posso quello. però questo dà anche un segno di miglioramento, di maturità. Sì, certo. Le faccio i complimenti. Alle volte una volta mi ha detto un'intervista, cosa pensi dei complimenti? Il 90% sono falsi, Marcato. E di una critica... Se fatta da un amico mi rompe le scatole, però ne trago beneficio, no, e certo. quindi ha capito. E quindi la prenda così. Il Marcato di una volta si sta lentamente con l'età, ma è ancora molto giovane, si sta migliorando e quindi continui su questa strada. Diciamo che la spinta vulcanica dentro me è sempre No, quella. Mi arrabbio sempre per le stesse cose. No, guarda, quella ce l'ho sempre. Ci sta No, ma no, ce l'ho, guardi, le assicuro che è così. È che poi nel rapporto, anche per il ruolo istituzionale che ho, è chiaro che insomma cerco di trovare dei toni un po' più rispettosi. Ecco. E aggiungo, e lei lo sa benissimo, sto spiegando una cosa perché sono più vecchio di lei, ma non perché so più di lei, anzi lei sa sicuramente più di me, perché poi ovviamente in questo comportamento può arrivare a diventare Presidente del Consiglio. Nel precedente, il Marcato precedente, non avrebbe mai potuto arrivare e invece secondo me questo paese qua avrebbe bisogno di quella gente là che arriva a ciapa il martello e tira basso tutto. Esatto, però ci arriva se arriva col Marcato che si sta modernizzando. Sì, per carità, però questo è un paese che sta morendo di intermediazioni e mediazioni continue. Però Marcato... Sempre noi abbiamo tutti questi qua in giacca e cravatta, bravissimi a parlare, bravissimi a mediare, e però ti dici, ma lo sai che rispetto a una volta si mette anche lei più la giacca e la cravatta, la vedo molto più elegante di una volta. Questo lo faccio solo per lei, però. No, in generale. Io sempre via, bravi, corte e savate, ma per lui io sempre rigorosamente... Non stia a ragionare al mio posto, quando va a presenziare la vedo sempre elegante. È giusto così, il senso delle istituzioni lo devi avere. Sì, ma una volta era più sportivo. Però lei mi venga a vedere sopra qualche palco, a qualche comizio. La seguo. Il mio lavoro è veramente... Ma non ho detto questo. Sì, però... dopo l'istituzione... È migliorato. È un rispetto alle istituzioni che io ho sempre avuto. Detto questo, abbiamo interloquito su una cosa che ai telespettatori non ha molta importanza, interessa poco, però almeno qualche battuta ce la possiamo fare, anche perché lei è molto presente sotto l'aspetto rapporti con il pubblico e quindi lo conoscono già molto bene, io quindi cerco di divagare e cerco di fare delle domande che altri non fanno. Sente, nella chiusura, come va il suo rapporto con la Lega? Visto tutto quello che lei ha detto, la Lega ha avuto una perdita, ha perso Padova, ha perso Verona, lei si è arrabbiato, ha fatto delle discussioni all'interno del movimento, come sta andando? Mi racconti un po'. Guardi, le faccio questo esempio. Non so se lei ha seguito il caso del figlio di quella coppia massacrata brutalmente a Gorgo al Monticano. Certo, si è arrabbiato, anche lì ho visto. Ecco. Però si arrabbia quando fa il suo post, che lo mette su internet, su Facebook. Questo però mi serve per dirle che la Lega in cui voglio vivere io è una Lega che di fronte a uno Stato che chiede dei soldi di spese processuali al figlio delle vittime massacrate, perché la bestia che ha massacrato i genitori lo paga. Nella Lega in cui voglio vivere io, invade Gorgo al Monticano e fa quadrato attorno a questa persona, chiedendo un provvedimento immediato e non me ne frega nulla se si può o non si può, ma la norma, un provvedimento, un decreto d'urgenza che metta in salvaguardia questa persona. La Lega in cui voglio vivere io è questa. Di fronte a una porcata come quella che sta succedendo al figlio di quella coppia di Gorgo al Monticano, la Lega dovrebbe ruggire con la bava alla bocca. E perché non lo fa? Oggi non lo fa. Perché? Non lo so. Io però non lo posso mica chiedere. Io sto lottando perché la Lega, la Lega faccia anche questo. Non lo posso chiedere a Bonaccini, lo chiedo a lei. No, io sto lottando perché la Lega si riprenda quel posto nel mondo. Che vada davanti alle carceri e far uscire il tabaccaio che è andato in galera. Io il mio video augurale di Natale l'ho fatto dedicato a lui. Non l'ha fatto nessun altro, l'ho fatto io. Io con tutti i suoi video le dedico grazie Marcato, ma lei solo può fare una battaglia per farmi quindi uscire. Cosa faccio? Rinuncio anch'io? Non lo so, no,
la ringrazio del video. Allora, io faccio questo, No. lo dico dappertutto assumendo una responsabilità. Faccio politica attiva la mattina alla sera, partecipo ai congressi, mi candido, faccio provvedimenti. No, si ferma, però lei, perché dico si ferma Faccio lì? le manifestazioni, Perché, no, fiaccolate. perché lei nel mondo politico, veneto assolutamente, e anche a livello nazionale, sul partito, Cioè, la mia candidatura alla segreteria del partito è questa roba qua. ha un'importanza. La candidatura mia alla segreteria del partito è questa roba qua. Vabbè. Cioè io voglio guidare un partito che di fronte alla cosa che sta succedendo a questa vittima ci sia una reazione stratosferica. Detto Io voglio questo, un partito che si occupa degli ultimi, delle partite IVA, della sicurezza, dell'autonomia, che si preoccupi del futuro dei giovani, delle energie rinnovabili, un partito moderno. Questo voglio. bene, domanda. Più di questo, cosa voglio fare? Siccome non va così, perché come Io va? mi candido a fare questo, Come si candida? a fare il segretario del partito regionale del Veneto, della Lega, per questi motivi. Bene. Per questi motivi e basta. È solo un atto d'amore per un partito che mi ha visto crescere e vivere negli ultimi 30 anni. Quando ci saranno... Ah, guardi, sono cose che sono non si può sapere. Ma Marcato mi fa sorridere, io non so se lei mi prenda in giro, ma ho capito, ma è lei del partito, me lo dirà. Guarda che se viene sempre questa cosa si muore, sta scherzando, non si può sapere. Cosa vuole che le dica? Hanno detto che, Ma a me hanno del detto suo- che Marcato i solo del congressi suo provinciali partito. andavano fatti entro novembre. Poi ha detto no, aspetta, prima a settembre, poi ottobre, poi entro novembre si fa tutti, poi entro dicembre, poi entro gennaio, adesso entro febbraio. E dopo si farà l'altro. Cosa vuol dire? Mi sono abituato che se io dico alle 5 sono qua, alle 5 sono qua. Se no, ciamo Dio, non arrivo alle 5, arrivo alle 6 per Quindi questi motivi. deduco, da quanto lei mi sta dicendo, che all'interno del partito è un disastro. No, non è che è un disastro. Se mi riduce, No, mi fa un no, ragionamento no, che lei disastro, parla, no, un non disastro. viene recepito, non No, viene ascoltato. Un disastro no, che però il partito oggi si sia un po' seduto, questo sì, e ce l'hanno detto anche gli esiti elettorali drammatici che abbiamo visto negli ultimi tempi. Non è che lo dico perché sono rompibae, lo dico perché i cittadini ci hanno punito. E ci hanno punito, secondo me, perché non sentono più l'odore della Lega, non lo sentono. Il profumo. Il profumo. E l'odore è brutto. No, l'odore, perché l'odore profumo, è passione. Mi dia L'odore è passione. ragione, il profumo è la passione, la dà il profumo. L'odore non dà la passione. L'odore scappa, il profumo lo annusa. L'odore maleodorante scappa, ma l'odore. Come il profumo della Lega, non lo sentono. È più carino. Si sente poco. Prende anche questa che è più carina. Allora, si sente poco, il profumo della Lega si sente poco. Bisogna sentirlo di più. Per sentirlo di più tu ti devi caratterizzare, cioè uno deve capire che cos'è questo partito e perché lo deve votare. Allora, io credo che temi come quelli della salvaguardia delle vittime siano temi immortali. Erano moderni 100 anni fa, oggi lo saranno anche domani. Occuparsi degli ultimi è un dovere. Le sfide che ci aspettano davanti, le energie rinnovabili, le nuove tecnologie, l'innovazione, la ricerca, sono sfide, devono far parte del nostro DNA. Le partite IVA, gli autonomi, questo è il nostro elettorato, questa è la gente a cui noi parliamo. La signora Maria che non esce di casa perché è l'infame Luamaro che spaccia davanti a casa sua. Questo va a agganciarlo, panareccia, portarlo via e lasciare che la signora Maria vada a fare la passeggiata. Questo è il partito che voglio io. Però adesso, se no stiamo qua a fare mediazioni, però adesso Marcato al governo c'è un partito, ci sono dei partiti che sono alleati con la Lega che hanno lo stesso pensiero sui migranti, su tante operazioni, però mi sembra che le cose... Forza Italia con noi non c'entra praticamente nulla. Sulla visione di paese, federalista, autonomista, Fratelli d'Italia con noi non c'entra niente. Quindi non è vero, è che noi, cioè l'elettorato rischia di confonderci, noi dobbiamo essere più marcati nei nostri argomenti. Allora dovete togliervi? No, perché no? Quando tu hai un'identità forte puoi stare con chiunque. Cioè se tu hai un'identità forte puoi allearti con chiunque, perché tu rimani sempre te stesso. Questo è. Quello che io chiedo a gran voce è che si ritorni ad avere una identità
forte. Senti, allora forte, in virtù di questo, territoriale. ma Marcato allora in virtù di quello e le battaglie che sta facendo e il consenso che ha nella Regione Veneto e l'incarico che ha nella Regione Veneto è ascoltato dal partito, oppure quando parla Marcato mi sembra di dedurre sì, va bene, No, se lei partito mi dice i militanti, sì, perché io con i militanti parlo di non solo mi ascoltano, ma io li ascolto. Parlo di dirigenti. Dirigenti oggi no, assolutamente. No. Quello che dico meno, vai dopo la legge a fare la paghiadra, no, però, è legittimo, non sono mica il verbo, insomma qualcuno si è convinto di essere unto al Signore, io non sono il verbo, io ho la mia visione del partito. Chi oggi dirige il partito non ha la mia visione, e rispetto e tutti. Quindi come andrà a finire? Io mi candiderò con la mia visione, altri si candideranno con la loro visione, i militanti decideranno. Decidono che la visione che ha Marcato del partito non è di loro piacere. Amen. Per me ha sempre ragione, chi vince ha sempre ragione, sempre che si faccia non falsando le carte. Si fa, perché sono state falsate le carte? Beh, insomma, a Padova ci sono state fatte tessere a go-go anche proprio 2 minuti prima di andare al congresso, quindi insomma è chiaro, abbiamo perso, il candidato nostro ha perso per una trentina di voti, e voi è un genio per capirlo. Abbiamo chiesto l'elenco dei militanti, non è stato dato, abbiamo chiesto di vedere le carte, le abbiamo viste, abbiamo fatto una lotta impari, però il fatto che nonostante la lotta impari, nonostante la montagna di militanti fatte così, che poi una volta c'era la verifica di militanza, oggi uno passa dai quadri e dice posso fare il militante, fa il militante, nonostante questo 50-50. Vabbè, ci arrivati in conclusione. La forza delle idee e della passione. Ci vuole quella sicuramente. Lei... E non delle careghe. No, lei Roberto Marcato nel suo operato in regione, nel suo operato all'interno della partita, se dovesse darsi un voto, che voto si darebbe? Per l'impegno 10, per la passione 10, per l'onestà e la correttezza 10, se i risultati no. No, se ha dato 10, insomma, non ha sbagliato nulla. No, dei errori che ne fa sulla montagna, ma però ci metto tutto me stesso, tutta l'anima. No? Cioè io l'ho già detto prima del Covid, nelle elezioni che c'erano state prima del Covid, io ho fatto in 3 mesi 89 incontri pubblici per i nostri candidati. Nessuno li ha fatti. Ha fatto così. Solo arrivava a fine ero morto fisicamente e dove mi chiamavo andavo. Facevo 4, 5, 6 incontri pubblici in un giorno. Mi ritrovavo a bere un caffè alle 3 di notte in autostrada. E queste qua sono tutte certificate e foto dei posti dove andavo, tanto che tutti mi chiedono come effetto. Fai perché hai passione, perché è giusto farlo, perché se i militanti fanno la cena, fanno il comizio, fanno la manifestazione, perché c'è il candidato parlamentare, europarlamentare, sindaco, regionale, ci devi andare, sta facendo il lavoro. La sua passione. Allora concludiamo questa chiacchierata, chi vivrà vedrà. C'ho quello sempre. Intanto vivemo. Che sarà una bella roba. E se che mi viva bene anche. Cerchiamo. Va bene, grazie Roberto Marcato, grazie è sempre un piacere, in bocca al lupo per tutti gli impegni del 2023, che sarà sicuramente un impegno molto impegnativo e molto difficile. Mentre noi andiamo in pubblicità, poi alla ripresa avremo Gianfranco Martorano, che è il primo dirigente della Polizia Stradale di Padova, e parleremo degli incidenti che sono accaduti nel 2023 e cercheremo anche lì di capire come poterli evitare. A tra poco.